Carlo, è andata bene, bella partita e adesso vi aspetta una bella semifinale. Ma li ho visti bene oggi i ragazzi rispetto alla partita precedente, sempre contro gli stessi avversari, però no, sono bravi, hanno giocato bene e ci sono piaciuti. Che cosa ti dà questo torneo rispetto ai tornei? Qual è la differenza di Vittadone? È organizzato bene come sempre, e non saprei perché quest'anno è molto più bello, forse perché sto vincendo. E invece per quanto riguarda il latte che adesso Nicole ti consegna, Grazie. quanto ne bevi a settimana? Ma 2 o 3 litri alla settimana, no, vabbè, al giorno anche. Hai una mucca in casa? Sì, no, mi piace tantissimo il latte, quindi o il latte e formaggio, comunque ne bevo parecchio. Perfetto, alla prossima. Grazie a voi, ciao. Grazie Carlo. Dagliela, dagliela!
i ripresori, tutte le macchine che passavano di là. Io sono qua per regolare il traffico. È un autoveloce lui. Bello! Beh, lui essendo più... Hai già capito tutto? E mi dico 4 euro, basta. Quanto costa? 4 euro. Non lo so, non so Dopo 5 euro nella chiesa. lo compro là, ti porto io là. Noi sono figli, io fai loro. Comunque spettacolo vedere giocare certi giocatori. Non ho mai visto tanti pali. Chi è che ha intervistato? Dove l'hai visto? Su il giorno prima, la partita. Sai la prima volta Però così uccidi la partita. Quando fai questi passaggini, come a noi succede, comunque 45 ore tutto c'era un percorso in mezzo alla campagna, che erano tutti ombraggiati, con le panche c'erano. Che siete messi lì? E Federico, è stata una partita senza storia, onestamente. Direi proprio di sì, non ci aspettavamo neanche una prestazione del genere, anche perché conoscevamo tutti loro e sapevamo che erano molto forti, però abbiamo giocato bene, non abbiamo concesso nulla e d'altronde 5-0 direi che parla il risultato, senza nulla togliere ovviamente ai ragazzi. È la prima volta che viene in questo torneo? O già? No, l'ho fatto per 2 anni di fila nel 2018 e 2019 mi pare e ho perso 2 finali, quindi forse quest'anno potrebbe essere quello buono. Speriamo. Che differenza c'è tra questo torneo e gli altri? Beh, sicuramente il livello si è alzato molto. Parlando noi Intercity, abbiamo beccato un girone veramente molto tosto, dove abbiamo vinto ogni partita di 1, 4-3, 5-3, 6-4 e sicuramente fa bene perché questo è un gran bel torneo, c'è un gran bel campo, c'è un gran bel tifo e solo tutte cose buone insomma per Vittadone. Ma Intercity perché viaggiate come i treni? Intercity perché il ragazzo che l'ha creato, il suo lavoro era proprio lavorare sull'Intercity e quindi diciamo che ci sponsorizzava tra virgolette i primi torneini e quindi siamo rimasti questi. Bene, Nicole ti consegna il latte e ti Grazie fa andare mille. ancora più veloce. Tu il latte lo bevi? Assolutamente sì, domani mattina è già finito. Grazie. A lei. Nicole, stasera non sei da sola, chi hai dietro di te? Allora, dietro di me c'è l'altra parte dell'associazione, di solito vedete sempre me, ma in realtà siamo tanti e quest'anno ci sono anche molti giovani, come potete vedere, tranne il signore qui che è mio papà, e per la semifinale tolgono un po' la timidezza e emergono anche loro. E quindi le semifinali quando inizieranno? Martedì c'è la semifinale e poi vi aspettiamo sabato per la finale invece. E i panini come sono? Sono buonissimi, dovete venire a mangiare da pane e salam, panino di Galimberti, buonissimo.